cala il sipario, quindi sulle World Series di America's Cup a Napoli i team, lo staff e gli organizzatori si stanno già preparando a smantellare i padiglioni dell'area tecnica, stanno ritirando dall'acqua i catamarani che abbiamo visto sfrecciare in questi giorni nelle acque del Golfo da Posillipo a Casteldell'Ovo. Le immagini che vediamo sono quelle di Luna Rossa, lo scafo lo stanno riportando a terra, tutto pronto quindi per continuare le gare e trasferirsi a San Francisco, dove si disputeranno la Louis Vuitton Cup e poi la finalissima di Coppa America. Ma il programma di intrattenimento della Coppa America di questa settimana a Napoli continua questa sera con il concerto alle 20:30 di band emergenti dal palco montato in via Caracciolo e poi con lo spettacolo di fuochi pirotecnici alle 23:30 dal Casteldell'Ovo. Quest'ultima giornata di gare ha visto la straordinaria rimonta di Luna Rossa Swordfish e la vittoria nella regata di flotta. L'altra imbarcazione di Luna Rossa, la Piranha, invece si è posizionata terza. Non è andata bene invece il match race con Oracle, sempre di Swordfish, che invece ha perso quindi la sfida a due, ma tutto questo lo vedremo nel servizio di Maria Laura Massa, ma prima di lanciarlo devo ringraziare a nome della redazione la squadra di tecnici e operatori del centro di produzione RAI di Napoli, con il direttore di produzione Antonio Mazzella, la regista Anna Abate e per la segreteria di produzione Felice Romano e Marco Caruso. Grazie a tutti loro, è stato possibile andare in onda per l'intera settimana con le nostre dirette e gli speciali. Ma come vi dicevo, adesso vediamo tutta la giornata di oggi, la premiazione dal palco, l'entusiasmo del pubblico nel servizio di Maria Laura Massa e poi la linea può tornare allo studio. Si infiamma per Luna Rossa la folla immensa che gremisce il lungomare. Battuto da Oracle nel match race, Swordfish vince la regata di flotta e si aggiudica la tappa partenopea delle World Series con al timone uno strepitoso Checco Bruni. Io sapevo che eravamo competitivi, questo lo sapevo, lo sentivo nel cuore. Chiaramente avevo anche paura di fare delle brutte figure a inizio settimana, però più navigavamo più sentivo che potevamo dire la nostra. E anche Napoli ha fatto la sua bella figura, il pubblico ne è convinto. Per la città è uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo che ci fa bene, ci fa tanto bene. Io che sono di Napoli, lo posso dire che l'ho seguito dal primo fino all'ultimo giorno, è stato emozionante. Dico che ci vorrebbe una manifestazione del genere ogni settimana a Napoli, perché aggrega l'impossibile. E dopo una settimana di grande vela sotto i riflettori di tutto il mondo, il Golfo del Vento saluta gli acrobati del mare. 4 dei 9 team partono per l'avventura californiana. Dal 4 luglio a San Francisco sui mastodontici AC-72 italiani, svedesi e neozelandesi si daranno battaglia per 50 lunghi giorni. Il vincente sfiderà Oracle nella finale di America's Cup a settembre, ma di certo il pubblico non sarà lo stesso. Su Swordfish c'erano più, il sesto uomo era il pubblico di Napoli. Ah, sicuramente, mi hanno dato una marcia in più, grazie Napoli. Come possiamo vedere ci sono gli acquascooter della Polizia di Stato, si tratta di mezzi molto agili e molto veloci che consentono un pattugliamento e un controllo del territorio che comunque non interferisce con il regolare svolgimento delle gare. Tra Casteldell'Ovo e il consolato americano il corteo di acquascooter e motovedette viene immortalato come i catamarani negli scatti degli spettatori assiepati sul lungomare. Ma dietro l'immagine spettacolare ci sono giorni di intenso lavoro con il piano integrato di sicurezza che ha visto insieme Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera. In più sono stati utilizzati un team di specialisti, di sommozzatori che hanno effettuato una bonifica dell'area marina ma soprattutto della rete fognaria al di sotto dell'area del village. Dal sesto reparto volo di Capodichino più missioni con l'AB212 dotato di telecamera. La festosa città delle regate è quella che vive i problemi di sempre. Gli stand del villaggio della Vela e la ferita di Palazzo Guevara di Bovino. 6 giorni in cui il livello di attenzione già alto intorno a una kermesse internazionale è diventato elevatissimo nelle ore successive all'attentato di Boston. Il livello di vigilanza e soprattutto di sicurezza è aumentato attraverso la posizione di servizi che comunque sono stati idonei a scongiurare gli eventi terroristici e chiaramente con il potenziamento massimo dell'attività informativa e di prevenzione.
Le virate di luna rossa, le strambate di azzurra, le più belle immagini dei catamarani della Coppa America, tutti gli scatti realizzati nelle precedenti edizioni, a partire dalla prima pionieristica sfida italiana, quella di azzurra, fino alle avvincenti gare di luna rossa, raccolti in una mostra fotografica storica. Obiettivo mare, visitabile al Circolo Canottieri di Napoli. La mostra è una delle iniziative di Primavera a Napoli, vetrine in fiore, giunta alla 7ª edizione. Manifestazione organizzata da Associazione Tempo Libero con il patrocinio della Regione Campania, della prima municipalità del Comune di Napoli e dell'Ussi Campania. Arte, sport, ma anche moda per proporre ai tanti turisti in città per la Coppa America le eccellenze made in Campania.